Allora ragazzi, grazie intanto Riccardo Gradi, Jacopo Mantinori per questi 10 minuti. Si parla chiaramente di Weekend. Riccardo, com'è nato il viaggio di questo film? Com'è nata la costruzione? Poi dietro c'è una messa in scena anche complessa, c'è l'estate, ma c'è anche la neve, quindi ecco, volevo un po' capire da te come avevi scritto, come è stato scritto il film e poi com'è nato. Guarda, il film è nato un paio d'anni fa da un po' di chiacchiere che facevo con dei colleghi scrittori e sceneggiatori e volevamo esplorare un po' il genere, perché comunque stavamo un po' cercando di capire dove si poteva andare. Alla fine devo dire che non sempre i budget sono adeguati, insomma, specialmente negli ultimi tempi, insomma, era un po' complicato mettere in piedi dei progetti, diciamo, chiamiamoli pure ambiziosi, per cui io avevo detto: "Pensiamo qualcosa con un setting limitato, però molto forte dal punto di vista, diciamo, delle tensioni e dei conflitti in gioco". E quindi è diventato quasi una sfida, quasi un gioco, cioè proviamo a vedere cosa si può fare col minimo indispensabile. Quindi ho cercato, diciamo così, una storia che riducesse un pochino all'osso il tutto quanto, per cui poi da sempre sono stato appassionato di questi setting limitati, per esempio penso a The Rope di Hitchcock, oppure, tanti film che ha fatto Polanski, da Rosemary Baby a Carnage, che era una commedia, però era tutto quanto dentro un appartamento. Ehm, Non così tanto, ma comunque ho voluto tentare di giocare con questa arena. Chiaramente non era semplice perché significava avere dei personaggi che erano costantemente, in scena. Jacopo lo sa bene, loro ci son stati dal primo all'ultimo giorno del film, cosa che penso, capita raramente, insomma. Hanno fatto un bellissimo lavoro e hanno faticato molto per questo, perché praticamente era un lavoravano 9 ore al giorno, ogni giorno, insomma, a parte quando ci siamo interrotti, insomma, per il tutto il la faccenda che sappiamo. E E così nasce con una provocazione, con una sfida che abbiamo lanciato a noi stessi. Jacopo, prima con Riccardo discutevamo un pochino dei noir, dei thriller e dello spettatore che tende alcune volte a capire un po' cosa ci sia dietro. Tu quando hai letto la sceneggiatura, chiaramente senza fare spoiler, che impressione hai avuto? Insomma, sei arrivato già al finale, avevi capito come poi il colpo di scena oppure ti sei lasciato trasportare? No, 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 no. No, 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 no. Questo forse poi è il pregio della sceneggiatura e del film, che mi ha tenuto a me, quando l'ho letto la prima volta e spero possa fare lo stesso con chi vede il film da oggi in poi, mi ha tenuto fino, proprio veramente fino alle ultime pagine, agli ultimi fotogrammi, incerto su cosa fosse successo veramente. Insomma, in particolare in quest'estate, nell'estate del film, diciamo. Quindi no, seppure sì, è vero, capita a volte, spesso di recente, di vedere film, tra virgolette, "di genere" che in qualche modo telefonano i propri colpi di scena, non era questo il caso, e continua comunque a non esserlo, secondo me, anche conoscendo il film bene, no, sai, uno entra dentro il film, lo guarda, un po' si dimentica a volte, ehm, e i colpi di scena, i famosi plot twist colpiscono come la prima volta, secondo me, in questo film. Riccardo, un pochino mi hai anticipato nella risposta a questa domanda, volevo farti un pochino sui riferimenti tuoi cinematografici, se potevi approfondirli, raccontarmeli. Tu hai parlato di un ambiente chiaramente chiuso, ecco, se potevi raccontarmi i tuoi riferimenti, ma anche un pochino i tuoi lumi tutelari dal punto di vista cinematografico. Questa è sempre una domanda difficilissima perché chiaramente ne abbiamo tutti quanti, tantissimi noi che siamo appassionati di cinema,
È chiaro che diciamo parliamo di quelli che mi hanno influenzato un po' più in questo film, che son quelli che ti ho già detto. Anche Quentin Tarantino aveva fatto Hateful Eight, che era comunque un film, diciamo, in un assetto limitato. I miei nomi tutelari veramente sono tanti, e ognuno riguarda anche un argomento. Tra l'altro io sono un grande fruitore anche di serie TV, e quindi non amo soltanto, insomma, non sono soltanto appassionato del grande cinema che ha fatto la storia del cinema, ma anche di autori contemporanei. Quindi guardo veramente, veramente tutto e apprezzo, cioè dal cinema coreano fino a quello degli anni 40, capito? Di Hollywood. Nel senso per cui c'è un po' di tutto dentro, non me la sento di fare i soliti 3-4 nomi, capito? Poi è chiaro che tutti noi siamo cresciuti anche a livello generazionale, sono quelli che mi hanno influenzato di più come tutti. E niente, quindi vedete, non t'ho detto neanche un nome. No, ma è difficile, è sempre un po' come scegliere fra mamma e papà, fondamentalmente. Sì, sì, capito. A chi vuoi più bene? Esatto. A Scorsese o a Fellini? Non Io lo so. Scorsese però. Tu a Scorsese, certo. Lo so, però dipende, dipende. Senti, Dipende anche veramente da come ti senti, capito? dal momento, certo, chiaro. Senti, Jacopo. Oggi per esempio ho una maglietta Ah, che è di un autore come no? che amo moltissimo, Certo. per esempio in termini di commedia, io guardo tante commedie, mi piacciono molto, anche se poi è un genere che al momento invece ho un po' abbandonato perché non dico la verità, non mi interessa più tanto farla, però mi piace tantissimo guardarla, insomma, mi diverto un sacco. Jacopo, Riccardo ha citato Hateful Eight, ti sei un po' sentito, anch'io ho rivisto delle cose, forse sarà anche la neve, la baita, eccetera, ti sei un po' sentito Tim Roth in questa occasione qua? E poi il film chiaramente ha anche un approccio, se vogliamo, un pochino teatrale, quindi come ti sei confrontato poi con il resto del cast? Perché ci sono dei conflitti anche molto profondi fra di voi, quindi ecco, come hai lavorato con loro? Tim Roth magari, insomma, non ho l'arroganza di dire mi son sentito come lui, però magari. No, per quanto riguarda la tua seconda domanda, ma guarda, da un certo punto di vista, quando sei costretto a, appunto, come dice Riccardo, a stare 9 ore tutti i giorni su un set che sono se no 9 ore tutti i giorni a lavorare può sembrare, vabbè, la giornata lavorativa di tutti. Ecco, su un set con un attore è un po' più intensa come giornata lavorativa e quando sei costretto a fare questa cosa con altre 3 persone, mhmm, diciamo che c'è poco da pianificare, nel senso che va tutto molto da sé. I ritmi sono quelli che sono spediti, si va, si lavora, e tu sei costretto a lavorare insieme. Quindi, diciamo che si genera abbastanza organicamente una collaborazione tra di noi, perché c'è questo comune obiettivo che ci tiene insieme, no, cioè quello di portare a casa inquadratura dopo inquadratura, scena dopo scena, il film. Quindi almeno per quanto riguarda me non c'è stato bisogno di pensarci troppo, di, fare chissà quali strategie. È venuto molto naturalmente, diciamo, l'istinto di fare gruppo, di fare unità, che non significa tutti i giorni poi, fare gli amiconi o andare a cena insieme, la sera, anche perché la mattina dopo ci dobbiamo svegliare presto, quindi, niente cene fuori, ma, significa appunto fare quadrato intorno diventa un po' ecco, come un po' una squadra di uno sport a squadre. Poi posso aggiungere una cosa, in realtà per loro, adesso lui forse non lo dice, però per loro è stata veramente dura, nel senso che sono entrati talmente tanto dentro questi personaggi, che io ho fatto pure un po' lo psicologo, mi ricordo momenti nei vari roulotte, diciamo, loro. Ci sono stati momenti difficili, proprio perché comunque questo senso di reclusione che il film
Quindi io ero sadicamente contento quando li vedevo barcollare in quella maniera, perché comunque ci stavano dentro, capito? Quel senso di reclusione, comunque la rabbia che hanno dovuto tirar fuori a volte e tanti altri sentimenti, li hanno un po' invasi, capito? Se li sono portati addosso, proprio perché comunque non hanno avuto mai tempo di staccare, no? Quindi ecco, insomma, anche psicologicamente loro è stato un po' un travaglio. No, Adesso questa, assolutamente. se vuoi, la puoi anche tagliare. Una volta Jacopo ha pianto. Ah, no, è vero, è vero. No, ma io non ho nulla da nascondere, l'ho già detto in altre sedi, e questo per me è stato il lavoro forse più faticoso della mia vita, ma non è nulla di negativo in questo, però è stato estremamente faticoso, a tratti pesante, perché insomma, sia per alcune, insomma, il film è stato spezzato in due, quindi la fatica di dover riacchiappare un personaggio in mezzo e poi dover girare delle sequenze invernali durante l'estate, ma anche proprio appunto comunque l'intensità che richiedeva la sceneggiatura, che richiedeva proprio il film, è stato molto faticoso. Sì, sì, è capitato un giorno che proprio vabbè, perché ho pianto? Perché faceva un caldo atroce, io stavo con un maglione gigante, stavamo dentro uno studio dove non si poteva accendere l'aria condizionata, io proprio ho scapocciato, cioè sono andato fuori di testa, come si dice. Perché Però l'aria condizionata faceva volare la neve esatto, artificiale. c'è una serie di concause, però insomma questo per dire è stato faticoso. Anche la cosa buffa poi, anche le scene che sembrano quelle un po' più lisce, no? Proprio la parte introduttiva del film, c'è un vernissage, insomma, c'è una specie di festa per questo vernissage, che sembra una cosa molto tranquilla, carina lì. Anche lì noi stavamo morendo di caldo, dopo insomma notti semi-insonni alla fine della giornata. È stato intenso, è stato La molto cosa buffa di questo film è che abbiamo fatto in estate delle scene invernali e in inverno delle scene estive, perché questo cazzo di Covid c'ha sparigliato tutto quanto e abbiamo dovuto recuperare con sì, l'utilizzo siamo anche passati di da greenback, situazioni in eccetera. cui vestiti d'invernale andavamo a girare con 40 gradi a Roma, a trovarci in Calabria, in Sila, tutti vestiti estivi, dove comunque l'estate lì su in montagna fa freddo. A Ed era 1300 metri. quindi insomma è stata una vera avventura, veramente. Ragazzi, come ultima domanda, aperta a entrambi. Al netto della chiusura delle sale, Weekend è uscito su Prime Video. Quanto aiutano le piattaforme? Quanto aiuteranno soprattutto domani, poi quando effettivamente ci sarà una riapertura degli esercizi? Sono parallele? Prenderanno il posto della sala? Torneranno un pochino un passo indietro? Ecco, come la vedete voi questo nuovo modo di distribuire? Vuoi andare prima tu, Rick? Sì, come cantava chi era? Raffaele Gualazzi, torneranno in cinema all'aperto i dischi delle sale. Allora, sì, le sale torneranno a funzionare, chiaramente le piattaforme però hanno dato un grosso aiuto al cinema e secondo me no, questa cosa non potrà recedere, nel senso che tanti film inizieranno ad uscire solo sulle piattaforme. Il nostro era destinato alla sala e però il fatto che Amazon insomma sia all'ultimo momento entrata per prendere il film per noi è stata una fortuna, perché se no a questo punto questo film sarebbe rimasto veramente orfano e quindi nel caso nostro è stata una fortuna, nel caso di tanti altri film ho visto è stata una fortuna. Poi si dovranno trovare dei meccanismi, probabilmente i film usciranno prima a noleggio in streaming, poi più avanti nelle piattaforme. Chiaro, va un po' ridisegnato quello che era un sistema che ormai è obsoleto prima dell'uscita in sala, poi il DVD, insomma, queste cose qua.
No, io sono molto d'accordo. Io sono convinto, seguivo di recente un po' la polemica che c'è stata intorno alla decisione di HBO di far uscire tutti i suoi film per l'anno prossimo su HBO Max contemporaneamente. Leggevo quello che ha detto Denis Villeneuve, che ha detto che è stato molto contrario, ha detto ucciderete la saga di Dune, così, eccetera. E anche lì non posso non essere d'accordo, nel senso, se c'è qualcuno che pensa che d'ora in poi si può fare a meno delle sale, credo che questo qualcuno si sbagli fortemente, cioè il cinema è la sala e non è pensabile senza. E sicuramente quello che è successo quest'anno ci ha fatto capire ancora di più quanto comunque sono importanti le piattaforme, quanto permettono a questa industria di innovarsi, di rimanere, diciamo così, sulla cresta dell'onda, se vogliamo, di non essere marginalizzate, ma, come anche dice Riccardo, finita tutta insomma, questo tour de force della pandemia, ci sarà da ridisegnare, da capire quali sono gli equilibri, ma io non... ho sempre pensato che non fossero poi effettivamente due, diciamo, luoghi in contrasto, quello della piattaforma e quello della sala. C'è bisogno di capire quali sono però i ruoli relativi. Sicuramente noi negli ultimi anni abbiamo vissuto una grande crescita, soprattutto negli ultimi 5 anni, delle piattaforme, e per un momento, anche forse fino a poco tempo fa, è sembrato che potessero prendere completamente il sopravvento e cancellare la sala cinematografica, ma non ho mai creduto dall'inizio che questo potesse essere veramente quello che succederà, perché appunto il cinema è la sala, cioè non c'è cinema senza la sala e non è pensabile proprio. Magari sarà un pochino ridotta, magari sarà ripensata in un modo diverso, ma continuerà a esistere per forza di cose la sala, secondo me. Io la penso non esattamente come te, nel senso che ridotta, ancora peggio, nel senso che la sala si deve rilanciare nel caso e deve riguadagnare la sua posizione, di rito principale, no, com'era, negli anni passati, in cui quando si andava al cinema mi ricordo i miei genitori mi raccontavano che loro andavano al cinema 2 volte a settimana. Mi lasciavano con mia nonna quando ero piccolo e andavano al cinema 2 volte a settimana. In realtà noi non ci andiamo, a parte noi che siamo un po' del mestiere, ma oggi non ci si va così tanto al cinema, diciamo, a parte ora che No, sono Serena, io chiusi. dicevo ridotta per dire magari andrà a finire così, non penso io, onestamente. No, nel Però senso dovrebbero fare, dovrebbe rilanciarsi con delle sale ancora più belle che comunque facciano ridiventare di nuovo l'experience cinematografica qualcosa di speciale rispetto a un banale sistema di sì, intrattenimento domestico, voglio dire. Sì. assolutamente, ma nel senso, secondo me questa cosa è visibile, è stata visibile negli ultimi anni a Roma con le iniziative del Cinema America, dove il cinema pubblico gratis ha portato tanta gente in una sala che non era una sala poi, quindi quella per me quell'esperienza lì, al di là di qualsiasi valutazione che si può fare, è un metro molto chiaro di quale sia comunque il bisogno che abbiamo, anche secondo me istintivo di metterci, di andare in un posto insieme e vedere qualcosa insieme, che è un po' la Questo stessa sì. cosa. Secondo me vediamo, abbiamo visto questo weekend quando sono finite alcune restrizioni sull'apertura dei negozi, l'apertura dei centri commerciali, le persone improvvisamente si sono rimesse tutte a fare qualcosa insieme. Ecco, per me il cinema serve quello stesso tipo di bisogno. Poi adesso quello che è successo questo weekend è contestabile perché sappiamo la situazione, però io parlo del bisogno ancestrale che abbiamo di stare insieme a fare qualcosa. E il cinema è questo prima di qualsiasi altra cosa, no? Cioè l'esperienza collettiva, condivisa di uno spettacolo, appunto. È vero, questo è verissimo. Infatti, come si dice, noi ce la stiamo facendo prendere bene, ma in realtà ci dispiace di non vedere il nostro film al cinema come avremmo Però voluto. siamo ugualmente contenti che esca oggi su Amazon, almeno io molto Sì. contento ugualmente. Assolutamente. Grazie, è stata una bella chiacchierata e vi ringrazio molto. Grazie a te davvero. Grazie a te. Sì. Ciao.